Cari amici della Maratona Veneta, buondì, anco Venere, che abbiamo la parola Vanzeo. Cos'è cos'è il Vanzeo? Il Vanzeo è il Vanzeo. In realtà la parola Vanzeo la catemo scritta, dove voglio penare, anche in altre maniere, in i testi veneti. Potremmo catare la I, qua, in P, Vanzelio. Potremmo catare davanti anche una E, Evangelio, che stragneria, cosa sarà sta il Veneto, cambia da un comune che altro. No, non sai che sei così. Da dove sai che viene questa parola qua? Vangelo, in italiano è Vangelo, però se che pensate, già in italiano, colui che scrive un Vangelo è un vangelista. No, evangelista. Ah, anche la casena è, perché? Perché la viene fuori dall'originale, che è il greco, non so se è buono scrivere in greco, l'ho leso ma non lo scrivo, però lo metto qua in trascrizione, così lo vediamo. La parola Vanzeo viene dal greco euangelion, che vuol dire buon messaggio. Dunque l'Anseo è quello che ti porta un messaggio. In Veneto la parola angelo, qua, angel, e diventa anseo o anseo addirittura. Bon. E di conseguenza vedi che questo gruppo qua in Veneto tende a diventare un z. Dunque, Vanseo, Vangelio. Questo si attesta per esempio anche dal Boerio, del metà 800, che scrive che esiste la parola Vangelo in veneziano, dall'essersi Vangelo, però dopo sugli esempi in realtà mette anche l'esempio con la parola Vansei al plurale, con la Z. Ma mi volevo farvi vedere questo qua in realtà, perché bisogna una lingua la puoi fare tutto, la Galles è in grado di fare tutto e il Veneto è in grado anche di esprimere il Vanseo. Perché è che pensiamo bene, sta quasi una traduzione del 1859, pubblicata a Londra, del Vangelo secondo San Matteo, San Mattio, in Veneto. E bisogna che se rendiamo conto di una roba importante, che il riconoscimento di una lingua, come il Veneto, è verso delle strade che se no, per disgrazia, le resta sarà su. Per esempio, il Furlan, da quando che è riconosciuto, ecco, se può dire anche messa in Furlan, per esempio. In Brasile col Veneto già i dise messa, però qua in Italia tecnicamente non è mica possibile. Le predeghe, il prete può farle in Veneto, in la lingua delle persone che si presente, però le letture non si può mica farle, il messaggio ovviamente, non si può mica farlo in altre lingue se non qui che si autorizzare. In tal caso del Furlan, visto che se sei in Italia, la CEI può autorizzare anche la traduzione in Furlan. Ma è ora, cari veneti, se signor Dio puoi parlare in Furlan, può anche parlare in Veneto? Mi sembra proprio di sì, no? E allora mi vorrei farvi sentire dal quello che qua l'autore stesso chiama l'Evangelio il Santo Evangelio di Gesù Cristo secondo Matteo. Ve leso, visto che vi piace insomma, sentire la nostra lingua in letteratura, qua poi chiamare la letteratura sacra, se così possibile dirlo, visto che non sia ancora autorizzata, non è ancora un testo sacro, però insomma è una traduzione. E ve leso il Matteo 20 da 1 a 16, a parabola dei lavoratori e delle ore. È il regno del cielo che someggia a un uomo capo de casa, che de prima mattina se venuo fuori a menare i lavoranti in te sua vigna. E d'accordo coi lavoranti de darghe un tanto al giorno, e li ga mandai in te sua vigna. E venuo fuori de casa circa co sonava terza, e ga visto st'altri che stava là in piazza senza far niente. E il gadito, andai anche a vu altri in te la me vigna, e vedrò queo che sarà giusto. E lori se andai. Un'altra volta poi e si andà fuori de casa sul far dell'ora sesta e nona e il gafato li stesso. Lei andà anche co suonava 11 ore e il ga catà degli altri la impiantai che guardava e il gaditto cosa feu qua duri in ossio tutto il giorno? Lori gaditto perché nessun non è tolti a giornata e lui ha risposto andai anche a vu altri in te la mia vigna. Coca poco mi si ha a far scuro e il paron della vigna ha gadito al suo fattor. Chiama i lavoranti e conti che la paga, scomensando dagli ultimi e terminando coi primi. Cos'è venuti dunque a quei che già andai circa a 11 ore, i gabuo una monea per uomo.
Vegnui poi i primi, i pretendeva di riceverte più, ma invece i gabbuò anche loro una monea per uomo. E toendola, i s'ha messo a rusar contro il pare de fameggia, dicendo, quei che se vegnui ultimi de tutti, i ga l'orà per un'ora, e ti la fatti compagni de quei che ga portà il peso de tutto il giorno e del caldo. E io, a uno de loro rispondendo, el gadito, amigo, non intendo de farti ingiustizie, non ti se sta contento dell'orar da mi per quea monea? Ciapa quel che te vien e va per i fatti tuoi. Mi so paronde darghe queo che t'ho da a ti, né più né manco, anche a chi se venuo ultimo. Stare a veder che non mi sarà permesso di far quel che voglio, o se cattivo il tuo occhio perché mi son bon. In sta maniera sarà ultimi i primi e primi i ultimi. Perché tanti se quei che se c'è mai, ma pochetti quei che se selti. Mi sembra che sia efficace abbastanza anche in Veneto. Così, se vediamo domani con la nostra maratona veneta, tagliamo il nastro, qua ogni volta facciamo il nostro chilometro della maratona straordinariamente di 100 km, 100 video, che ho fatto il video 33 che manca 77. Se vediamo domani così. Ciao 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 ciao.